di una grandissima voglia di amore, no? Nei confronti. La storia è di una donna che diventa praticamente criminale a 80 anni dopo aver vissuto una vita piatta, normale, un'operaia tessile, vedova, perché praticamente lei è stata separata dai fratelli da bambina, era la maggiore in un orfanotrofio, non ne ha più saputo niente a parte una con la quale rimane in contatto, che però muore e lascia un'eredità in attesa di 400.000 euro sterline. Lei cerca i fratelli, poi quando finalmente li ha trovati, hanno tutti ovviamente una certa età, dice bene, adesso dividiamo in tre questi soldi che ha lasciato nostra sorella. Il fratello risponde no, dividiamo in due perché l'altra è stata adottata, quindi ha perso i diritti. Io poi per di più sono vedovo, vivo a rimorchio di mia figlia che è separata e ha 3 figli, quindi ha bisogno di soldi e loro sono la mia famiglia. Lady Stalker, che era solo Lady, diventa Stalker in quel momento perché perpetra tante di quelle di quei tormenti, di quei fastidi del fratello molto pesanti e molto gravi, subisce 3 processi, va in carcere una notte perché in Inghilterra non è che guarda la carta d'identità, perché nel frattempo sono passati anni, lei ne ha 85-86 e va avanti così per diverso tempo, vivendo in questo paesino del nord del Galles, dove sono stato 2 volte per conoscere i posti e dove ho scoperto che lei è ancora viva. E la prima volta non ha voluto incontrarmi e mi si chiedeva perché io fossi così attratto dalla sua storia. Beh, insomma, una donna di 85 anni, hanno parlato i giornali e televisioni inglesi tutti all'epoca. E io gli ho detto, guarda, io non volevo parlare con lei, io sono venuto qui solo a visitare i posti che non conosco e che sono fantastici, sono fuori dal mondo. La zona, diciamo, nord dell'Inghilterra. Sì. Sembra di essere a Rio de Janeiro, ma sei in Galles, perché hai delle spiagge pazzesche, non c'è nessuno, l'acqua è un po' fredda, eh? Sì, però vanno 30.000 inglesi durante l'anno, rimangono bianchi come il latte anche quando vanno al mare, però diventa un posto è molto rinomato e lo capisco perché è veramente spettacolare. La seconda volta, un anno fa, a dicembre, invece mi ha ricevuto. Io gli ho detto, guarda che io non parlo della sua storia, la conosco già, non voglio tormentarla, 95 anni. Però. Sì, e poi sono rimasti in contatto con la nipote, perché io per non far confusione ti dico che si trovano in 3 fratelli, ma in realtà un altro è anche morto, quindi c'è la nipote. Comunque in sostanza mi ha detto che in settembre è stato un mese in ospedale, la mia protagonista, che l'ha chiamata quando è uscita e ha detto spero che mi venga qualcosa per tornarci, sono stata benissimo, perché ho fatto un sacco di amicizie, mangiavo bene, sì. È una donna pazzesca, è un con grande un'energia, personaggio. una determinazione, mi ha molto colpito in una famiglia completamente disfunzionale, disgregata. Lei compie degli atti estremi perché nella sua vita ha solo il parametro dell'orfanotrofio. Quindi per lei punizioni o premi sono sempre estremi, perché poi nella vita non è successo più nulla di eclatante e le è rimasto quell'imprinting lì. La prima volta che si scatena un motivo per tornare a imporre il suo metodo di giustizia e di giudizio, per amore, per procurare un vantaggio a terzi, non a se stessa. La prima diventa criminale per dividere un'eredità e non per tenerla. Mi ha colpito molto, mi ha veramente colpito e il libro sta andando sorprendentemente bene. Non ho piacere tanto per me quanto per lei e per la sua storia, per il fatto che dicono che in Italia non si legge, invece leggono. Vengono fuori, sì, nonostante... perché le ultime presentazioni che sto facendo tante in tutta Italia, trovo già delle persone che lo hanno letto, che è più bello, no? Perché sennò tu fai l'imbonitore, devi convincere la gente a comprarlo. Io invidio i registi e gli attori amici miei, perché loro vanno a fare le prime, la gente vede la prima, poi si accendono le luci in sala e la conversazione... C'è già un rapporto. Parli di una cosa che hai appena visto. Invece così devono ancora se leggere. Se vengono le presentazioni dei libri, tu devi convincere a comprarlo, che e poi non c'è uno scambio sulla storia, esattamente. Diciamo, no? Invece ti devo dire che sono sorpreso da quest'ultima, forse per il tema che tratta, quando io racconto la trama, poi l'interazione con la gente va sulla storia, che è quello che mi interessa. Non è che forse ti interrompo un attimo, forse certo. Perché non si tratta di fantasia, ma si tratta già di una storia, anche, e quindi certo, questo è interessante. E poi si tratta anche di argomenti che in fin dei conti sono importanti, no? Appunto, sono attuali, perché io penso che noi siamo in un'epoca dove se tu litighi con un collega, con un amico, con la fidanzata, con la moglie, con un parente,
Litighe e basta, finisce lì. Non difendi mai, anche se le divisioni sono il sentimento profonde. che ci sta dietro. Bravo, però difendi quello che ha costruito quel rapporto lì in fondo, no? Io ho avuto due genitori che hanno vissuto per 37 anni come di matrimonio, come due fidanzati.